Un incontro importante oggi qui ad Agrigento, una riunione provinciale dell'Intercopa. Avete messo in campo numerosi punti all'ordine del giorno, i due più importanti. Intanto abbiamo fatto un quadro della situazione attuale, poi praticamente abbiamo discusso di questa sentenza della Corte Costituzionale che ci dovrebbe essere a breve, già la Corte Costituzionale si è riunita e aspettiamo semplicemente il responso, cioè la pubblicazione. Su questo poi naturalmente rimoduleremo la nostra azione, visto l'immobilismo che c'è da parte della classe politica e dell'ATI in questo caso. Ecco, quali sono le istanze che sono arrivate, diciamo, sugli obiettivi che dovete raggiungere? L'obiettivo principale è sempre quello, cioè quello del ritorno all'acqua pubblica e di avere comunque un servizio efficiente che praticamente non abbia lacune. Come valuta anche la posizione del sindaco di Raffadali che, diciamo, è un po' in contrasto, ha vietato oggi Gentiacque, diciamo, iniziare alcuni lavori, alcune opere all'interno del comune? Ci sono diversi sindaci che ognuno ha delle posizioni personali sia nei confronti di Girgentiacque sia nei confronti dell'ATI. E però praticamente poi si deve arrivare a una sintesi, perché se l'acqua deve essere gestita a livello provinciale deve essere magari per tutti pubblica, per tutti la stessa tariffa, non ci devono essere tariffe differenti, mentre per esempio ci sono paesi che hanno la tariffa forfettaria e altre con i contatori. E poi naturalmente che il servizio sia efficiente e che garantisca l'acqua potabile a tutti.